Buongiorno, bentornati nella mia cucina. Oggi giornata di cocoedas da friggere e cocoedas da cucinare al forno, un piatto tipico del mio paese. Ognuno ha la ricetta sua, c'è chi protegge tanto la ricetta tradizionale, io vi presento la mia ricetta, quella che mangiano tutti i miei amici e quella che presento dovunque vado. Ho apportato delle modifiche alla ricetta che già preparava la mia bisnonna e ci piacciono tanto così, per cui io continuo a prepararle. Preparatele anche voi così e anche queste, fra 150 anni, saranno un piatto tipico tradizionale del mio paese. Anche perché, una piccola parentesi, spesso si parla tanto di tradizionale, paladini che difendono la spada tratta, questi prodotti utilizzano questa parola tradizionale, poi in realtà a casa non preparano mai nulla, semplicemente per sentito dire. Questo non è un modo di conservare quel che si è conosciuto. Non è neanche sufficiente dire ma mia mamma le prepara così, mia nonna le prepara così, mia zia le prepara così, ma tu sei oggi il presente, per cui se vuoi conservare, preservare quella ricetta devi continuare a prepararla. Io purtroppo questo piatto non ho mai potuto prepararlo né con mia nonna né con mia bisnonna, per cui mi sono, come dire, formata su questo argomento ascoltando i racconti di mia mamma, i racconti della sorella di nonna che ho chiamato anche stamattina presto, zia Iole, per puntualizzare appunto alcuni passaggi. Vi dirò che cosa c'è di diverso da quello che normalmente preparano gli altri e che però, ripeto, piacciono tanto preparate in questa maniera. Dunque, l'elemento essenziale è serda, non per niente si chiamano cocois d'erda. Ehm, e poi in comune con il tradizionale c'è anche la patata. Ora, io procedo in questo modo. Normalmente questo piatto lo preparo in inverno perché noi ancora alleviamo i maiali, li macelliamo e del maiale sapete non si butta nulla, per cui gli scarti vengono utilizzati per che cosa? O per preparare il sugo, quei pezzetti piccoli di carne noi li utilizziamo così, oppure li mettiamo per arricchire il lardo che squagliamo, trasformiamo in strutto, però una parte di questo strutto, di questo composto diciamo che mettiamo a sciogliere, non diventa liquido, rimane una parte consistente in fondo alla casseruola, che è questa, conosciuti come ciccioli di maiale che noi chiamiamo erda. Io ne vado pazza e ne ho sempre fatto delle grandi scorpacciate fino all'inverno scorso, gennaio e dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021, a preparare lo strutto ci pensava mia mamma. Lo squagliava nel caminetto, bellissimo, con quella pentola che diventava nerissima e poi lei con la magia del limone riusciva a farla diventare di nuovo brillante. E poi arrivavo io e buonissimo. Lo strutto lo conserviamo nei barattoli di vetro, mentre serda, così, pezzi interi, la conserviamo in congelatore. Naturalmente, quando così faccio io, così procedo io, quando vado a scongelarla, la utilizzo nel momento e poi non ricongelo più il prodotto. Ecco perché oggi, che siamo 29 luglio, sarebbe stato l'anniversario di matrimonio di Lady Diana, poverina, che triste storia, un pensiero anche per lei. Ne ho preparato un bel po' da utilizzare oggi e poi il prodotto confezionato lo congelerò, così ne avrò per un paio di mesi, tutto agosto, diciamo, tutto settembre, 2 o 3 mesi, non di più. All'occorrenza, anche all'ultimo momento, ho sempre un antipastino pronto e sfizioso. Questo è il mio preambolo. Lo so che mi dilungo, però sapete che a me piace raccontare. Ora vi mostrerò tutti gli ingredienti che andrò ad utilizzare io e vi racconterò passo passo. Naturalmente, per potervi mostrare tutto ho bisogno di avere il video proiettato sui vari oggetti, i vari utensili che andrò ad utilizzare e i vari alimenti, per cui dovrò salutarvi, vi dovrete accontentare soltanto dalla mia voce.
Un breve riassunto. Stamattina presto ho sciolto il grasso, ho tagliato i pezzi di grasso, i pezzi di pancetta e ho ricavato lo strutto, quindi l'olio fuso, ho separato i ciccioli e in quell'olio ho soffritto per un lungo periodo, ci ho impiegato un bel po', per i ciccioli ho impiegato circa un'ora e mezza, per le cipolle molto, adesso non ve lo so quantificare, devono diventare un po' dorate, queste non sono dorate tantissimo, ma siccome hanno cucinato molto, per me vanno bene così. Le ho tagliate in maniera molto grossolana, perché tanto tra un attimo andrò a frullare con appunto un frullino immersione. Prima frullerò le cipolle, poi andrò ad aggiungere serda e otterrò una bella cremina, perché a me piace mangiare scoccoisi senza trovare i vari pezzetti. Ovviamente questo non avveniva tanto tempo fa, mia mamma diceva che David canta, ce la sminuzzavano, ma visto che la tecnologia è andata avanti, la sfruttiamo. Poi aggiungerò il formaggio Casevita, Casemurgia. Mi chiedono, ma noi che non ce l'abbiamo, cosa possiamo usare? Guardate, io ho scoperto che feta è un alimento che assomiglia tantissimo a questo formaggio, quindi se siete oltremare e non avete la possibilità di procurarvi da nessun pastore questo, utilizzate la fetta. Non è uguale, però si assomiglia parecchio. Non è così difficile procurarsi questo formaggio perché i pastori sardi sono sparpagliati in tutta Italia, quindi magari riuscite a incontrarne qualcuno e gli chiedete di prepararvi questo formaggio qua. Poi io aggiungo anche del parmigiano grattugiato, questo è di 24 mesi stagionatura. Mia bisnonna già utilizzava il parmigiano, mia bisnonna classe 1888, me l'ha riconfermato anche stamattina Zaiole. E normalmente utilizzavano il pecorino, a me il pecorino non piace perché è un sapore troppo forte e preferisco mangiarlo a pezzetti, quindi nei vari composti sia di legno sia di scoccosi utilizzo il parmigiano, ne metto una manciata che non è quantificabile perché io lo faccio a occhio. Naturalmente se mi scrivete o mi chiamate io vi dico più o meno quanto se ne può usare, riesco a formarvi una ricetta per potervi far lavorare da soli, va bene? Aggiungo anche le famigerate uova, che neanche mia bisnonna le utilizzava. Però siccome io ho iniziato a prepararle così, perché vi assicuro che quando ho iniziato a preparare queste ricette, quando ho cercato le ricette, ho cercato di studiare questi piatti, non era così facile ottenerle. Adesso mi dicono, ma se me l'avessi chiesta te l'avrei data. Sì, sì, lo dici ora, ma io ricordo benissimo la fatica incredibile, per non parlare della fatica impressionante per poter ottenere quella del Suvaniezava, ma è un'altra storia. Quindi io in questo composto aggiungo anche le uova. Quante ne metto? Guardate, ho messo a bollire, circa un attimino il video, vedete? 2 pentole a pressione di patate, ho 2 pentole a pressione piene di patate, una da 5 litri e una da 7 litri, per cui sono tantissime. Alla fine 4 uova si amalgamano benissimo e danno questo sapore così delicato. E negli agnolotti ho la certezza che venissero già utilizzate perché non solo mia bisnonna, ma anche altre persone di esercili, perché per esempio le utilizzavano la mamma e le parenti di Emilio, Bibina e Pinota Serra. Ricorda benissimo che all'interno dell'agnolotto ci fossero anche le uova. Bene, questo è un breve, non è un breve riassunto, questo è il riassunto